L'ufficio del giudice di pace e la partecipazione del comune alle aziende controllate sono fra i temi caldi di questi giorni nell'attività amministrativa e il sindaco Alessandro Ferro ne parla ai microfoni di Chioggia Azzurra. La nostra volontà è fare il possibile e l'impossibile per mantenerlo in città, ma non possiamo permetterci di perderlo, dichiara il primo cittadino. Una serie di contenziosi attuati da parte dei dipendenti hanno messo in difficoltà l'amministrazione, dal momento che non vengono parificati nell'indennità ai loro colleghi dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia. Sul fronte delle partecipate, il sindaco attacca il governo che mette in difficoltà la pubblica amministrazione. Il dialogo con Alessandro Ferro, in forma espansa, si trova nel blog politopolichioggia.blogspot.it. L'ottagono di Caroman va all'asta. C'è anche il minuscolo isolotto poligonale in Laguna Sud fra i beni messi all'incanto dal demanio, nell'ambito dell'operazione Valore Paese, assieme all'isola di San Secondo fra Venezia e Mestre e ad altri 15 plessi nazionali. L'ottagono di Caroman, di costruzione serenissima, poi passato di mano agli asburgici e infine utilizzato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, è abbandonato a se stesso e ora cerca una destinazione. Nel bando è garantita una locazione per 50 anni e la possibilità di una trasformazione. Non essendoci base d'asta, la prima offerta è libera. La scadenza è prevista per il 29 dicembre e viene privilegiato chi ha un progetto di riqualificazione al di là della mera offerta economica riguardo il canone annuo da pagare all'erario. Gli usi ammessi per l'isola di 1800 m2 sono culturali, scientifici, didattici, ricreativi con possibilità di foresteria, facendosi spazio tra la vegetazione cresciuta, rigorosa e incontrollata. Il primo palio della Voga di Chioggia, tenutosi domenica pomeriggio nelle acque dell'Usenzo, ha un vincitore. È Gianni Luppi, il bagnino che ha prevalso sui colleghi impegnati ai remi dei pattini di salvataggio. La gara organizzata dalla Remiera Clodiense ha visto infatti protagonisti molti assistenti nelle spiagge di Sottomarina, accanto ai soci della Remiera. Dopo una prima staffetta a tempo per decretare i migliori 8 vogatori, sono seguite le fasi eliminatorie e alla fine ad aggiudicarsi il primo titolo di bagnino dell'anno è stato appunto Gianni Luppi, che ha prestato servizio durante la scorsa estate sulla torretta dello stabilimento balneare Gran Sostanco. Numerosi partecipanti nonostante il tempo avverso. L'assessora allo sport Isabella Penzo commenta: la cittadinanza è sensibile alle manifestazioni che interessano il territorio e a ciò che lo caratterizza, perciò auspichiamo che eventi di questa importanza diventino un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative. Al cinema Don Bosco arriva finalmente il momento di Dunkirk, la pellicola più attesa del periodo. Il colossal bellico di Christopher Nolan sarà proiettato per la prima volta a Chioggia questa sera dalle ore 21, con replica alle 21:45 di sabato e alle 21 di domenica. Il film con Tom Hardy e Kenneth Branagh, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la drammatica evacuazione verso la Gran Bretagna di centinaia di migliaia di soldati alleati dalla spiaggia di Dunkirk, sotto la minaccia dell'esercito tedesco. Ciao amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo con Chioggia Azzurra. Dunque la giornata si apre sicuramente con un po' di umidità, un po' di ventilazione che mantiene le temperature minime piuttosto basse, ma tutto sommato in linea con quelle che sono le medie di questo ottobre. La situazione è questa: lo spanciamento verso le nostre latitudini dell'anticiclone delle Azzorre garantirà un paio di giorni di tempo discreto, seppur leggermente variabile nella mattinata, ma con temperature gradevoli durante tutto l'arco del pomeriggio. Queste temperature gradevoli però domani mattina saranno e favoriranno, alcune nebbie almeno nelle prime ore, quindi le prime nebbie stagionali. Naturalmente questa situazione comunque non sarà molto duratura, la quale evolverà in una goccia fredda che si sta isolando nel Mar del Nord e che attraverserà naturalmente l'Italia nella giornata di venerdì. Questa goccia fredda, questa discesa di aria fredda artica naturalmente non è freddo e gelo, naturalmente è un'aria più fresca, quindi leggermente, sicuramente molto più secca di quella attuale, che porterà a una discreta ventilazione di boria tramontana nell'ordine di 50-60 km/h per venerdì, che però nella giornata stessa di venerdì
provenendo dal nord e scontrandosi con le Alpi produrrà un effetto favonico. Cosa vuol dire? Vuol dire che di primo acchito avremo sicuramente un'impennata delle temperature massime durante il giorno che si porteranno anche sui 23-24 gradi laddove il favonio riuscirà ad entrare. Questo caratterizzerà un notevole ricambio della massa d'aria che diventerà non più umida ma molto secca, però ovviamente durante la serata le temperature minime si faranno sentire perché l'aria diventerà subito fredda. La situazione naturalmente porterà forse qualche pioggia nella tardo pomeriggio serata di venerdì per poi ripristinarsi in bel tempo tra sabato e domenica, garantendo quindi temperature minime piuttosto basse tra i 10 e i 12 gradi e temperature massime tra i 17 e i 18 gradi, quindi un pochino più fresco. Quindi lasciate perdere il fatto che farà freddo, ma in realtà sarà solo una temporanea fase leggermente più instabile, ma che cambierà naturalmente l'aria stessa. Non mi resta che augurarvi intanto per oggi una buona giornata soleggiata. Ciao!